Buongiorno, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apertura dedicata alla cronaca con un incendio nella notte sul Carso triestino. Le fiamme hanno raggiunto la vegetazione. I vigili del fuoco sono stati 5 ore per domarlo. In particolare le squadre dei comandi di Gorizia e Trieste impegnate dalle 2:30 alle 7:30. La squadra del distaccamento di Opicina e quella del distaccamento di Monfalcone supportate da 2 autobotti, una giunta dalla sede centrale di Trieste e l'altra da quella di Gorizia, hanno operato appunto per 5 ore per estinguere l'incendio che stava interessando le sterpaglie nel comune di Sgonico, nei pressi del raccordo autostradale RA13, all'altezza dell'area di servizio nella frazione di stazione di Prosecco. Oltre ai vigili del fuoco ha operato anche il personale volontario antincendio boschivo della Protezione Civile. È un uomo di 29 anni, residente nel comune di Cervignano, è stato ritrasportato all'ospedale in condizioni serie dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella notte in via degli Antonini a Ruda. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un fossato che costeggia la carreggiata. La macchina ha preso fuoco, il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e vigili del fuoco a distaccamento di Cervignano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Il ferito poi, come detto, è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Un uomo di 75 anni residente a Moggio è stato soccorso questa mattina sul sentiero che porta a rifugio Grauzaria. Il malcapitato è stato notato a terra in difficoltà a causa di un malore da alcuni giovani escursionisti che si dirigevano al rifugio e hanno chiamato il 112. Visto che il soccorso era indisponibile per un fermo tecnico, l'uomo è stato raggiunto dal personale della locale stazione del soccorso alpino muniti di defibrillatore che per fortuna non è servito. Il 75enne respirava e il battito cardiaco era presente, è stato trasportato in barella fino all'inizio del sentiero, poi condotto a valle dove è stato consegnato ai sanitari dell'ambulanza. All'intervento, conclusosi verso le 9:30, hanno preso parte ai soccorsi anche la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Ultimi passaggi per la nascita della Alto Adriatico SPA che subentrerà ad Autovie Venete. Parte ufficialmente oggi il percorso che trasferisce la gestione delle tratte autostradali da Autovie alla Newco Alto Adriatico SPA. Nel Palazzo della Regione il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e i Presidenti del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica e del Veneto Luca Zaia hanno sottoscritto l'accordo che avvia il trasferimento delle concessioni delle tratte autostradali A4 Venezia Trieste, A23 Palmanova Udine, A28 Portogruaro Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 il raccordo Villesse Gorizia. È la prima volta in Europa che il settore pubblico gestisce un settore autostradale tramite una società partecipata dalle 2 regioni interessate con la supervisione del Ministero. Per completare il percorso, ora la palla passa alla politica e al Ministero che dovrà formalizzare il passaggio della concessione. Verranno poi liquidati i soci privati di Autovie e garantiti gli investimenti, tra i quali il completamento della terza corsia tra San Donà e Portogruaro. Complessivamente si tratta di una partita di poco inferiore a 1 miliardo di euro con le tariffe che per gli utenti resteranno bloccate. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1.397, sono stati rilevati con 5.993 tamponi molecolari e test antigenici. Ricoverati in terapia intensiva sono 6, le persone ricoverate in altri reparti 272, ancora 3 decessi, 1 a Udine e 2 a Pordenone. Lutto nel calcio, la notte scorsa è scomparso dopo una lunga malattia Marino Mariottini, 80 anni, ex direttore sportivo di Subiano, San Sepolcro, Arezzo, Udinese e Inter. Il periodo migliore fu quello di Udine, dove piazzò il colpo Abel Balbo, che va seguito in Brasile. Ad Arezzo, Di Carlo, Di Mauro, Tovaglieri e Dell'Anno sono stati i suoi acquisti cult. Mariottini viveva a Subiano, cittadina di cui era originario. Agricoltura sostenibile e mondo del sociale assieme in un progetto che vede coinvolte 2 realtà di Casarsa. L'ultimo, prosecco della locale cantina, sarà etichettato a mano dai lavoratori della cooperativa Il Piccolo Principe.
Uno spumante attento non solo al rispetto ambientale ma anche ai valori sociali. Per uva, Prosecco DOC sostenibile nella sua filiera produttiva e nel packaging, la Delizia Viticoltori Friulani, guidata dal presidente Flavio Bellomo, ha affidato l'etichettatura delle bottiglie, svolta totalmente in maniera manuale, a un'altra realtà di Casarsa della Delizia, la cooperativa sociale Il Piccolo Principe, che impiega lavoratori vulnerabili o in situazioni di fragilità, come chi ha disabilità o chi ha perso il lavoro e non riesce a trovarne uno nuovo. Sappiamo che il lavoro è dignità. E avere un lavoro vuol dire avere possibilità di una vita sociale, una vita relazionale, una vita che ti permette di valorizzare le proprie capacità, qualsiasi esse siano. Una collaborazione, quella tra le due cooperative casarsesi, nata diverso tempo fa in alcune attività nella coltivazione della vite nell'azienda agricola La Delizia di Pantianico. Scarsità di precipitazioni da mesi e caldo sopra le medie hanno portato in una situazione di siccità davvero eccezionale e i disagi si fanno sentire anche in montagna. Vi raccontiamo la storia a lieto fine di Ararat Kachikian, l'addestratore di Chiani da Slitta, rimasto per ore senza acqua assieme ai suoi 56 cani nella scuola Tarvisio. Era rimasto senza acqua assieme ai suoi 56 cani da slitta, di cui 11 cuccioli di 7 settimane. È la storia di Ararad Kachikian, storico addestratore di cani da slitta e allevatore di aschi, che ieri nella sua scuola a Tarvisio si è trovato in piena emergenza acqua. Grazie ai vigili del fuoco volontari di Camporosso. Thanks to the fire brigade volunteer of Camporosso, we can fill up, possiamo riempire la nostra cisterna, our water tank here. Guardate che bravi, look how one. Grazie, grazie di cuore. Thanks a lot, thanks to this brave man, grazie a questi coraggiosi volontari. Una storia a lieto fine grazie all'intervento tempestivo del Corpo Pompieri Volontari di Camporosso, che con un'autobotte 4x4 hanno riempito la vasca di raccolta dell'acquedotto che alimenta la scuola e la falegnameria regionale. Da tanti anni Paolo Agostinis, primario di medicina interna all'ospedale di Tolmezzo, trascorre le sue ferie in Africa dedicandosi a attività solidali. Tra le varie cose ha anche creato un centro medico in Tanzania. C'è una serata che state preparando a Tolmezzo per venerdì alle 20:45 nell'ambito della festa del Borgat. Venerdì parliamo di un progetto che riguarda un gruppo di Prato Carnico e ci sarà il dottor Agostinis che fa parte di questo gruppo, si chiamano i Gufi della Luna, e ci racconterà insomma della sua esperienza in Africa. Sono anni che questo gruppo cerca di dare il suo contributo prevalentemente con la costruzione di acquedotti per l'acqua potabile. Il dottor Agostinis, oltre a quello, poi chiaramente anche in ambito medico fa insomma delle opere decisamente importanti, e noi nel nostro piccolo vorremmo cercare di ottenere i fondi, che insomma si parla attorno ai 6.000 euro, per cercare di realizzare un acquedotto nel posto in cui lui ritiene prioritario. Ha creato un centro medico in Tanzania in cui cerca di andare ad insegnare anche ai dottori del posto come essere più efficaci a livello di cure. Lo scorso anno avete raccolto fondi per un progetto in Nepal. È nato un po' per entrambe le cose, nel senso di fare qualcosa per Tolmezzo e anche di piacevole, per cui la serata si chiama Nel mezzo di un sorriso. Nel contempo cercare di avvicinare a delle persone del nostro territorio che hanno deciso di prodigarsi insomma per altre parti del mondo meno fortunate. Cedere rivendendo l'ombrellone prenotato nel caso il primo acquirente abbia difficoltà a sfruttare quanto già pagato, un sistema che sta funzionando in maniera crescente a Lignano. Vorrei partire da una tua iniziativa per quello che è il riposizionamento degli ombrelloni. Come si chiama? Sì, si chiama semplicemente un reselling degli ombrelloni in spiaggia, però bisogna fare un passo indietro e capire da dove nasce questo reselling, che è una proposta che abbiamo fatto ai concessionari e qualcuno chiaramente di buon grado l'ha anche applicata già da quest'anno. Sostanzialmente con la pandemia c'è stata una richiesta molto più elevata rispetto al passato, sia di unità abitative a livello stagionale e di conseguenza anche di ombrelloni stagionali o comunque per lunghi periodi. Chiaramente queste unità abitative che venivano prese per lunghi periodi o stagionali non hanno un'occupazione costante, quindi molto spesso vengono utilizzate solo durante il fine settimana o nelle periodi centrali di luglio o di agosto, quindi molto spesso la gente che andava
in spiaggia trovava una situazione di tutto esaurito dovuto al fatto che c'erano meno ombrelloni per i distanziamenti, l'ordinanza che impediva l'utilizzo del bagnasciuga, eccetera, eccetera. Trovava la spiaggia piena, ma in realtà molti ombrelloni non erano occupati e quindi erano chiusi. Quindi l'idea che mi è venuta, studiando un po' anche quello che succede in giro per il mondo, in realtà non mi assumo certamente la paternità dell'idea, era quella di riposizionare e rivendere quanto non utilizzato, chiaramente con un sistema ufficiale, con la collaborazione dei concessionari. Questo permette chiaramente di mettere a disposizione dei turisti un numero superiore di ombrelloni e magari anche di rientrare in qualche spesa da parte di chi l'ombrellone l'ha affittato e non può utilizzarlo. Serve una struttura in regione dedicata appositamente ai concerti, coperta e attrezzata da utilizzare nella stagione invernale. Questo l'appello arrivato dagli organizzatori di eventi nel corso della trasmissione Elettroshock. Noi paghiamo in questa regione di fatto l'assenza di location per organizzare gli eventi al chiuso, ovvero ce ne sono alcune, ma sono abbastanza, come dire, non adatte, no? E allora io da sempre, questo è un mio pallino, insomma, bisognerebbe che anche questa regione si dotasse di una struttura importante che possa mettere assieme sia lo sport che i concerti per poter organizzare i concerti anche non nella stagione estiva. Un palazzetto, una struttura per la musica da 8.000 a 7.000, 8.000 sarebbe non ideale ma necessaria, messa diciamo a Udine che è più centrale o in zona, che non sia al completo servizio del basket o dello sport. Oggi i 3.000 non bastano più, certo, con i costi che ci sono. L'unico palazzetto di un certo numero è 6.000 a Trieste, ma non si appende e quindi uno spende 30.000 solo per poter appendere e diventa non conveniente. Basterebbe copiare un po' i format che ci sono all'estero, ci sono delle strutture dedicate agli spettacoli, perché mettere insieme sport e spettacolo diventa molto difficile. Quindi arrivare in una location dove posso appendere, dove ho già comunque tutta una serie di servizi, diventa, e quindi per noi economico, nel senso che risparmiamo tanti soldi, diventa più facile e ci invoglierebbe a investire anche di più. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.